Non capita tutti i giorni di trovarsi piacevolmente travolti da un gigantesco gregge, idealmente circondati dalla tenera lana di pecore. È successo ieri attorno alle 18:30 a cavallo fra i comuni di Reana del Roiale e Tricesimo sulla laterale della Pontebana. Il fronte bianco diretto a Cassacco dopo chilometri di tragitto ha inevitabilmente creato qualche problema alla circolazione stradale, tra l'altro in un orario di punta con automobilisti di rientro prevalentemente dai luoghi di lavoro o dopo aver fatto la spesa. Ma le persone si sono fermate per circa 7 minuti per permettere il passaggio del gregge in sicurezza, pecore, agnellini, cani da guardia e anche qualche asino. Qualcuno è sceso dai propri veicoli per immortalare la scena con il proprio telefonino, ha esclamato: meglio fermarsi per questi motivi che per qualche incidente, atmosfera per certi versi rilassante. Oltre ai pastori che hanno verificato che tutto filasse via liscio, i pastori a quattro zampe, fra loro anche il cane pastore rumeno miotico che abilmente si è posizionato all'esterno della carreggiata governando sapientemente il gregge, aiutato anche dai versi convenzionali pronunciati dal padrone. Come detto, la destinazione momentanea era Cassacco, tappa tecnica in aperta campagna e poi via verso nuove destinazioni.